anche perché, giusto per dare una notiziola, per noi questo è un posto che conosciamo benissimo, perché fin da quando abbiamo cominciato a praticare il tiro da queste parti ci siamo venuti. Però voi dovete sapere una cosa, una chicca. Maestro Vascellari è il presidente della prima associazione sportiva affiliata in federazione per l'aikido in Veneto. Per cui un po' tutto quello che adesso sta succedendo in regione è partito da qua. Sbaglio, maestro? Microfoni non però sì, quello che dici è vero. Tutto l'aikido del Veneto, almeno quello è partito da qua. Io me ne sono innamorato ancora ai tempi di compare, qualcuno sicuramente l'ha sentito nominare, l'ha visto in azione, ha creduto nel modo di gestire le cose. Insomma. Io me ne sono innamorato letteralmente, tanto che io ho praticato aikido, non ho fatto neanche giorni. Fino al secondo grado sono arrivato, poi il problema era che io avevo anche il judo e aikido, quindi una società grossa come questa è da seguire. Non riuscivo più, o facevo uno o facevo l'altro, mi dispiaceva, perché io ho creato insegnanti, ho praticamente mandato avanti le cose delegando. Il miglior delegato di tutti naturalmente che sono riuscito a trovare si chiama Fabio Colombo, fatevi un applauso perché purtroppo la vacanza poi del maestro dei compadri ha creato una situazione che tutti quanti sappiamo, insomma, l'aikido si non può spandare perché lui pensava alla grande. Se uno nella vita vuole fare le cose grandi, non può pensare a sto tatami qua, deve pensare a quello, quell'altro, e poi vedere il palazzetto e vedere dove ha messo il palazzetto e così via. E allora nella vita costruiamo qualcosa. Dei compadri è uno che è destinato a questo. Purtroppo la salute è morto, e quindi è dispiaciuto a tutti. Ma l'importante è che il seme che lui ha gettato quella volta sia cresciuto, si sia moltiplicato, rafforzato e che abbiamo avuto una serie di insegnanti che già ben conoscete perché oggi avete l'occasione di apprezzarli e che continuano il suo tracciato, il suo percorso. E sono particolarmente contento di questo incontro per almeno due motivi. Primo, il motivo più grosso, diciamo così, è che è il primo evento dopo la pandemia. Fa ridere perché ci siamo tutti abituati, ma sono 2 anni e mezzo che non facciamo niente, almeno in questo palazzetto non si facciamo niente. Noi organizzavamo anche un'altra gara a Conegliano, che anche lì da 2 anni e mezzo ferma perché è diventato il centro Covid, quindi per fortuna non l'hanno trasformato in tale, ma anche questo, quindi è la prima occasione di incontro, quindi mi fa molto molto piacere. E il secondo motivo è quello del primo evento, diciamo, dimostrativo. Primo evento dimostrativo, non so come definirlo, che dico, dire gara qua è una bestemmia, allora subito mi chiolano. Il primo è Bucai. Il primo è Bucai. Una formula di questa Bucai Player di cui avete sentito parlare. No, io ci credo perché avendo praticato aikido mi sono accorto subito che il più grosso problema era quello dell'affluire dei giovani. I giovani però vogliono misurarsi. Se avete una certa età vi misurate tecnicamente, va benissimo, si può fare fino a 50 anni. Ma se vogliamo che ci siano tanti giovani, bisogna permettere loro di misurarsi. I giovani dicono, facciamo una corsa e vediamo chi arriva prima. È così. E quindi quel tipo di carenza si sente. Questa formula che oggi i nostri amici qui stanno inaugurando è una formula che mi auguro abbia un certo successo, perché poi se andrà bene potrà essere rilanciata a livello nazionale e diventare un punto di riferimento. Nulla togliendo al grande Ueshiba, le sue idee, eccetera, eccetera. Ci mancherebbe. Ne rispettiamo il tempo. Ma assolutamente. Siamo tutti innamorati del Dio, quindi non saremo qui. Però quella lacuna, quel punto interrogativo, oggi vedremo di risolvere. Quindi questi sono i due motivi che mi credono. E vorrei anche fare un applauso agli organizzatori.
vi saluto, ok? Due parole prima, innanzitutto per noi è sempre comunque un piacere, oltre che un'emozione, essere qui, come dicevo prima, soprattutto per noi, questo video, essendo un po' più agile di noi, magari non era per sottolineare, ci mancherebbe, però insomma, Vittorio Veneto per noi è un punto di riferimento sotto molti punti di vista. Vittorio Veneto è sempre stato un posto dove abbiamo potuto incontrare maestri, dove abbiamo vissuto momenti molto belli e nel nostro background, diciamo che per dirla come lo dicono quelli che hanno un minimo di cultura, è molto importante perché qui su questo tatami abbiamo condiviso momenti con personaggi che adesso non ci sono più, che però hanno lasciato un segno molto profondo in noi. Quindi è sempre un piacere e anche in un certo senso un'emozione. Pensare che su questo tatami fino a qualche anno fa ci veniva per esempio Massimo Aliotti è sempre un'emozione. Detto questo, io direi basta con le chiacchiere, adesso la giornata si dipana, nella mattina faremo diciamo, la parte seminar nel senso stretto del termine per gli adulti, poi nel pomeriggio ci saranno anche i bambini e poi si procederà con il primo Best MVP Players Contest. Ok, detto ciò, io direi facciamo il saluto, dopodiché cominciamo. Bene, visto che la programma tocca a me, comincio io. Non sapevo neanche a chi tirare la cosa sulla schiena, non mi sono impostato. Pertanto, allora, Alessio, fai una schienata. Cercavi di mimetizzarti per non farti marcare, sapevo io. Allora, innanzitutto cominciamo, secondo quella che è la tradizione, con gli esercizi che Ueshiba praticava ogni qualvolta serviva sul tatami. Lo facciamo sia per onorare la tradizione dell'Aikido, sia per cominciare anche a scaldarci un pochino, d'accordo? Kata do Tai no Enko, cominciamo con la fai Kihon, quindi punta a punta, mignolino che punta il nodo della cintura, movimento d'anca, ok? No, calma. Qua. Prego. Mettetevi a coppie di due, se siete in dispari fate una coppia. A te, un attimo, fermi, non rimanete settorializzati più con più, tanto. Mischiatevi un pochino, dai.
Alessio? Alessio, siccome ha quasi l'impressione di essere la vittima sacrificale oggi, si nasconde, cerca di obnubilarsi punta a punta, ok? Punta a punta, movimento d'anca. Vedete cosa succede? Nel momento in cui faccio il mio movimento d'anca, sposto lui e mi creo lo spazio per poter prendere il suo posto e mi metto in questa posizione che, ribadisco, è la posizione che si acquisisce quando si fa, per esempio, vicino suburio o comunque quando si colpisce con il bokken, ok? Importante questo perché? Perché questo è il movimento propedeutico che poi mi darà il via, per esempio, per fare movimenti di questo genere oppure tutti gli ura. Vediamo adesso, vediamo un attimino come ci si comporta nel momento in cui si ha un flusso dell'energia, in una gare. Qui. La cosa importante qui è sintonizzarsi. Lui deve essere convinto di prendere il mio braccio nella posizione in cui l'avevo messo, ok? Ma lo devo al contempo portare dove più mi aggrada. Ok? Up. D'accordo? Prego. Dori Taino Enco Kino Nagare, dice il nome Kino Nagare, quindi cominciamo a sintonizzarci, cioè dobbiamo essere, come dire, in aguase con chi viene a prenderci il polso. Quindi queste cose non vanno bene, non è più aguase, è un che ho un fatto un po' raffazzonato peraltro. Per cui subito, è il movimento d'anca quello che fa tutto il gioco, ok? Da qui muovo l'anca e a seconda di quella che è la velocità più che mi comporto e mi atteggio. Inutile che
se lui va a 3 all'ora, io faccia... No, non ha senso. Né ha senso se lui va a 200 all'ora che io mi muova come un bradipo, per quanto bradipo missile. Ok? Sintonizzatevi. Prego. Tirando, per cui corriamo un pochino, però giusto per proseguire adesso state attenti perché è prevista una proiezione che così ci scaldiamo anche un po' con le proiezioni all'indietro, per cui state larghi per quanto potete e comunque sia sempre occhio a che avete attorno. Primo diktat, non farsi male per nessun motivo. Morote d'ori, da qui giù il gomito, giù le spalle, giù le anche, occhio, su bene, vuoto. Ricordatevi che è una rotazione, non una spinta. Quello che dico sempre, lo spinto nugget è un copyright suo, per cui chi lo fa deve pagare lui, ok? Per cui bene giù, rotazione e Q, su bene, ruoto e mi ritrovo in questa posizione. Prego. Ponisimmente in modo da proiettare il possibilmente verso l'esterno, e così evitiamo di tirarci delle gran zuccate che
poi gioca, si vince sempre chi ha la zucca più dura. Ed è per questo che non gioco io, altrimenti. Allora, l'importante è che ci sia controllo da parte mia e, come dire, devo legare il movimento di Q al movimento dell'H. Ok? Per cui lui è in una condizione costante di squilibrio. Ok? Se non c'è squilibrio, in giapponese si dice? Bravo, o uno che parla, Kuzushi. Questo non riesce. Se siete in una posizione sfavorevole, lui è forte, adesso stiamo lavorando in maniera Ki-Hon. Il Ki è statico, fermo, la presa è solida. Se non mi porto in condizioni, peso un attimino più di lui, idem se cerco di tirarlo, no, lo devo portare fuori dalla sua comfort zone, ok? Dopodiché posso permettermi, d'accordo? Questo lo ottengo col movimento d'anca. All'inizio vado giù col mio baricentro, con tutto, ok? Movimento di cocchio, su, come si diceva una volta, come bere un bicchiere di vino, d'acqua, di birra, di quello che volete, come bere, ok? Dopodiché rotazione. Prego. Spostatevi da lì, c'è non per mania di protagonismo, ci mancherebbe che mi hanno detto di dirvi così, per cui. Allora, anche Morote Dori Kokyo è uno dei due esercizi fondamentali che Morihei Shiba faceva ogni santo giorno nel proprio dojo e che sono degli esercizi, dobbiamo sempre precisarlo, non sono delle tecniche, sono degli esercizi che devono servire innanzitutto di imparare a gestire noi stessi, ok? Da lì poi si va avanti. Come luci.
Yoko Benucci, dai, nicchio, uomo te, prego. Non attaccare Sei rimasto da solo? E allora guarda, una copia. Ah, ok. Ce la faccio. Ok. Senti, infatti per quello. Vediamo un paio di particolari, soprattutto sul comportamento che deve avere Todi relativamente all'ingaggio. Tecnicamente, se io sto fermo qua e lui vuole picchiarmi, cosa fa? Giusto? E senza far tanti panegirici. Arriva qua, mi tira un cazzotto sul naso, siamo a posto, ha vinto lui. Perché arriva lo Yoko? E poi, piccola parentesi, queste sono forme da studio. Poi, nella pratica, quello che abbiamo imparato lo possiamo applicare verso qualsiasi tipo, non solo perché lo Yoko mi arriva in questa maniera, ma può essere anche un famoso pugno da sagra o cose del genere, altrimenti rimaniamo sempre un po' slegati a quello che è il concetto dell'applicazione reale. Detto questo, perché lui viene al lato? Perché introduciamo un pochino il concetto del sen no sen. Lui vuole attaccarmi? Allora io intanto alzo le mani, non so cosa vuole farmi lui, ok? Allora lui è costretto, per non prendersi lui il pugno in faccia, a venire di lato. Questo mi dà anche la possibilità di essere in vantaggio nel momento in cui lo ingaggio. Nell'ingaggio devo essere deciso e profondo, ok? Allora ho una condizione di vantaggio. Se io rimango qua, qui siamo pari. Tra l'altro lui ha anche un paio di piedi liberi. D'accordo? Quindi,
sostanzialmente ingaggio, mi tolgo dal pericolo e dopo vado avanti. Porto quindi una situazione di squilibrio complessivo. Mettete a posto questo, poi andiamo. Prego. Sta prendendo il posto lui. Ecco, gli metti a ruba il posto. Vedo ancora qualche difficoltà. Allora, siccome è importante portarsi a casa qualche cosa, cercate di mettere a posto quei 2 o 3 particolari che poi, quando praticherete in palestra, a casa o in dojo o dove diamine siete a distanza, vi possono far crescere tecnicamente. Abbiamo detto, Easy, sono io che porto il suo braccio dove voglio. Lui qua è in posizione sfavorevole, ok? Da qui, terra, muovo le anche a terra. Errore che vedo ancora fare, purtroppo anche da chi è accamato, è questo. Qua lui si mette e mi butta per aria. No! Nel momento in cui decido di partire, è come quando faccio chokuzut, anzi kaeshizuki, ok? Da qui lo porto sulla sua linea di squilibrio dall'altra parte, aprendolo come una porta. Nel momento in cui, per fare nicchio, mi accingo a portarlo sulla sua linea di squilibrio, nel contempo devo fare questo movimento. Icchio, nicchio. Ok? Quindi sarà questo. A questo punto, giù,
vuoto, controllo. 2 minutini me lo fate bene questo movimento, grazie. Angolo. Stacchi tu, ok, io le distanze, vai. Ok, vai. Primo, sarai qua, dopo Guarda come sei messo. Se lui alza un ginocchio, guarda così. Non mettersi pronto. Sei arrivato, ok? Ti chiami Matteo. Dopo ti chiami Marella. Vogliamo un pochino importante soprattutto sia per gli insegnanti tecnici sia per i più o comunque chi non è insegnante, è che magari in tutta la giornata riesca a portarsi a casa qualche cosa da coltivare e da interiorizzare, ok? Adesso andiamo un po' più in là, sempre lo stesso inizio, soltanto che adesso andiamo in là, ok? Quindi mettiti qua che così vedo. In questo caso vado direttamente al polso. Qui. Bene. E controllo. Ricordatevi, punta a punta e polso, non più esterno, gomito, giro di mano, direttamente al polso. Da qui, quelli un po' più esperti, non è un movimento all'anca semplicissimo, ok? E state attenti a non far male perché qui è facile farsi male, ok? Non è il caso di tirare come delle belve. Se ci muoviamo in maniera corretta, la leva si sente subito e non serve far male. Volete rivederlo? Tanto il polso è suo, che se ne frega. Dici. Mi. Sangue. Va bene così? Perfetto. Prego.
Mettiamo a posto un paio di cose per quel che riguarda la struttura A. Per definizione parte da punta a punta, ok? Quindi nel momento in cui ho ingaggiato il mio piede, il piede deve essere davanti alla punta del suo piede. Da qui, dove è la linea di equilibrio? Davanti a lui. Là lo devo portare, ok? Qua. Adesso io ve lo giro che così lo vedete bene. Controllo il polso della mano. Da qui, non questo, è sbagliato concettualmente. Qua, piego le anche, meglio le ginocchia. La schiena deve essere dritta. Da qui devo fargli fare una doppia curva al braccio. Polso, gomito devono essere piegati, ok? E qui avviene la leva. D'accordo? Ginocchio sotto la nuca, l'altro ginocchio sotto l'ascella. Qui lui non mi scappa. Pronto, via? Ok? Prego. 2 minuti ancora, dai. Siete piccoli, per cui dovete fare una coppia da 3.
stavano dando un supplemento di botte, probabilmente qualcuno avanzava dei soldi, non lo so. Comunque, capisco che certe dinamiche non sono così semplici, soprattutto per chi è meno esperto, però state attenti. Non importa tanto fare delle azioni o dei gesti inconsulti, l'importante è imparare degli schemi motori, ok? Gli schemi motori sono quelli che poi ci guideranno e arriveranno ad essere talmente inconsapevoli, perché li abbiamo interiorizzati, che vengono fuori naturalmente, ok? Per dire in giapponese takemusu, ok? Allora, ho visto ancora qualcuno che, per esempio, va con le due mani qua. Non ha senso. Il mio intento è quello di ingaggiare la sua volontà di attacco. Lui ha due mani. Normalmente ogni essere umano ha due braccia, due gambe, due mani, una testa. Molte volte non funziona, ma questo è un altro discorso. Ok? Quindi lo devo ingaggiare per rompere la sua volontà di attacco. A questo punto posso fare ciò che più mi aggrada. Finché lui me lo lascia fare, però, perché se non lo porto nelle direzioni giuste di squilibrio, funziona a brisa. Ok? Bene, adesso facciamo qualche cosa di un po' più dinamico, ok? Magari per quelli un po' più esperti. Allora, l'attacco è sempre lo stesso. Diretto. Qui torniamo sul discorso a base. Quindi, equilibrio, controllo, tecnica. Equilibrio, controllo. Che non deve mai avere o deve avere la minima possibilità di reagire senza far male. Prego. Invece di andare avanti, una cosa, tu sei vicino logisticamente e allora? Magari quando facciamo qualcosa, se vieni siamo veramente tantissimi esatto, io te lo auguro. Ho lavorato tra mesi adesso a Amazon, ma non mi pagano. Te lo auguro e qualcosa che ti possa fare, soprattutto per non ti promuovere. Fai bene, vado a cercare qualcuno quello che mi
per mettere a fuoco un paio di concetti. In questo caso non ci stiamo più confrontando con diciamo, con un'energia statica, ma siamo direttamente in chino magari, quindi siamo andati oltre. Il suo intento è quello di attaccare, il mio intento è quello di non prendermi, per cui la prima cosa da fare è togliersi. D'accordo? Nel momento in cui mi tolgo, controllo. Nel momento in cui controllo, vi ricordate il movimento, per chi è un po' più avvezzo all'uso del gioco, di Hachi no Jigaeshi? È lui. Pertanto, mi tolgo, controllo e porto squilibrio. Hachi no Jigaeshi. Altrimenti, torniamo nel terreno del Kihon. Ma è un'altra cosa. E sempre nell'ottica che lui comunque ha 2 mani, 2 piedi e una testa e li può usare e non ha paura di usarli. Sono registrati all'FBI come armi micidiali, ok? Quindi Ichi Ni San. Prego. Ecco, la funzione neanche che tu vai a allenare di Da qui, invece di andare a terra, lo posso controllare in questa maniera, ok? Senza farsi del male comunque, ok? Da qui, piano, lo portate a voi, ok? Questa è proprio tecnica del resto, ok? Facciamo rivedere, tanto poi si vede due. Anche due gomiti ne ho 2. Qui, d'accordo? Piano in pianello, senza farsi male. Dai, 2 minuti e poi basta, andiamo. Iniezione cattiva. Fa vedere se facciamo male. Se lo abbiamo tempo.
Io sì. Vabbè, fuori Max. Vabbè, fuori Max. Poi fate. Vabbè, non importa. Allora, mettersi in riga. Adesso si cambia maestro. Anzi, vabbè, chiaramente grazie per la canzone. La cosa più bella comunque è vedere che c'è gente che si diverte e che pratica con i suoi di musica. Questa è la soddisfazione più grande. Poi al di là di tutto è sempre bello rivedere degli amici, come per esempio il buon Walter, che era un po' che non lo vedevo, era qui, ok? Detto questo, adesso ci sono 10 minuti di pausa, ok? E lì c'è il bar, per chi vuole andare a bere un caffè, mangiarsi qualcosa, una pizza, una piadina, quello che c'è, ok? E niente, a questo punto direi, ci salutiamo, comodi, stanchi.